Aggiornamenti, siamo a quella cosa dei mercoledì, che il mercoledì c'è la microchippatura, persone che si vuono mettere a regola. Chi c'è? Che non vuole essere ripreso? È timido. Come? Ma come funziona? Casa paia per... Questi sono... È gratuita. Il comune dà la possibilità alle persone, ai cittadini di essere in regola. Come vedi, i genesi vengono. Ogni mercoledì è pieno. È praticamente come i film che fanno di fantascienza, che ci mettono un microchip alla spia russa, che per rintracciarlo sono molto codice, caccia su che poi su taglia Bruce Willis, l'ho visto mai, si così troppo. I cani ci hanno autorizzato. Siamo in diretta, stiamo eseguendo una microchippatura live, signori, esclusiva. Praticamente qua dentro. Vedete l'ago è piccolo, non si vede, non si sente, io non sento niente. Chi sta? No, avete visto? C'ho la manina di fata, io c'ho la manina di fata. Marta, ora il maschio che sicuramente si lamenterà. Purtroppo è per il suo bene, Ma possiamo dire, dottore Gagliani. Dottore Gagliani. Di Sommatino. Di Sommatino. Bene, avete visto come si microchippa un cane? Ciao, cosa ti aspetta? Chi sto mi sa che il dottore sa scandare, no cane? Va bene, niente, ora è mazzagliare a re cagnoletta e poi staccando. Saro sta sperimentando la telecamera, se ci riesce, se sta registrando non usava manco io. Ecco qua i canini, ecco i canini, sì. Questi sono i canini in adozione. Cuccioli caldi, croccantissimi, tenerissimi. Forse è meglio metterli a bagno all'aceto la notte prima, perché sono randaggi, sono stati trovati fuori, quindi hanno il salvaggio. È microchippato, signore? No, non ancora, dobbiamo tornare. Ho capito. Ma il microchip ci entra dentro? Speriamo di sì. Ogni mercoledì, ogni mercoledì mattina, chi si vuole mettere in regola, non siate evasori, siate ritardatari. A voi la linea studio. Italia 1.